Bloccato mentre stava camminando nella strada verso casa, accerchiato e minacciato, in 7 contro 1. Vittima un ragazzo di 14 anni che a metà pomeriggio, finita scuola, stava tornando a casa percorrendo vicolo Tezzone, a 2 passi dalla chiesa di San Martino Urbano e Corso del Popolo, nel pieno centro di Treviso. Il gruppo di ragazzi, tutti tra i 15 e i 16 anni, hanno prima fermato il 14enne bloccandogli le vie d'accesso verso la fuga e poi minacciato chiedendogli denaro. Alle resistenze del giovane sarebbe poi partito anche qualche schiaffo a mano aperta. È stato quello il momento in cui il gruppo gli ha messo le mani in tasca rubando i pochi spiccioli che aveva, 70 centesimi. Il giovane, impaurito, è riuscito a scappare dalla morsa del gruppo, fuggendo verso le vie laterali dove ha chiamato subito i genitori che prontamente hanno allertato la polizia, arrivata sul posto con 2 pattuglie. Una a prestare soccorso al 14enne, l'altra partita alla ricerca dei 7 giovani rapinatori, 2 i denunciati. Fatti che non sono nuovi nella zona e nelle aree limitrofe alla stazione, dove sono proprio i ragazzi stessi a raccontare il clima che vivono quotidianamente. Ne sento parlare spesso e non conosco anche delle persone purtroppo vicine a queste cose, però so che se sono con altre persone non mi sento impaurita, però so che possono succedere, a volte mi spavento. Una settimana fa ho visto che c'era la polizia in stazione e anche è arrivata l'ambulanza, però non so se fosse stata una rissa o qualcos'altro. Siete poco sicure? Sì, io non ascolto queste cose, non lo sapevo. Hanno rubato il portafogli, quindi... E anche tipo in stazione che ci sono tante persone, tipo una volta ho visto la polizia e un'ambulanza. Ci sono un botto di risse qua. Oggi è stato minacciato uno, arriva il padre e gli fa: se voi minacciate mio figlio io vi denuncio, ecco, con la polizia. Non si esclude che alcune delle risse siano state organizzate tramite un gruppo Telegram con cui i ragazzi si danno appuntamento. Se si apre Telegram, in teoria ci dovrebbe essere un canale, io ho sentito da delle luci. Se si apre c'è un canale e basta. Ah sì? Come si chiama questo canale? Come si chiama il canale? Quello dove ci sono le risse su Telegram. Si sa che a Treviso succede. Io sono sicuro, non ho paura, sinceramente, perché comunque basta farsi un po', tra virgolette, i cavoli tuoi, non fare tanto casino e niente. In realtà ultimamente no. L'anno scorso era peggio, assolutamente sì. L'anno scorso era tanto di più. Adesso no, perché ci sono anche i militari, quindi nessuno viene qua. Sì, la situazione si è cambiata abbastanza, si è calmata. Adesso è chill. L'anno scorso era molto peggio, assolutamente sì. Ci sono ogni tanto risse qua in giro e basta. Per motivi anche inutili, però ci sono. Sì, una volta ho sentito il mio amico, l'hanno preso in 20, qua in stazione, sempre qua. È una zona poco sicura, cosa pensi di queste cose? Secondo me sì, è poco sicura. Un po' più di controlli ci vorrebbero.